tempo, insomma, ringraziando Franceschini di essere qui con noi, di aver passato un attimo, essere passato qui un attimo per la sede e portarci il suo saluto, e sperando che questa sia una prima occasione per poterlo rivedere. Gli do subito la parola e portando anche i saluti di Michele Mognato, segretario provinciale di Venezia. Veramente il tempo del saluto, io sono qua per un'altra cosa non politica, però ci tenevo a passare a salutare, che so che voi qui siete un po' in frontiera. Diciamo, si viene da un periodo in cui, diceva adesso Rodolfo, avere sia la sindaca che presidente di provincia, tutte e due Lega. No, È la stessa? Lo so, tutte e due ruoli Lega. È davvero, insomma, dovete viverla come la coda di un periodo che sta finendo. speriamo. Quello che si sta vedendo, che vedono bene dall'estero, che vedono tutte quelle formazioni sociali, culturali che come vedete adesso cominciano a denunciare in modo addirittura esplicito la parte finale del governo Berlusconi. Insomma, sono segnali inequivocabili. Saranno settimane, saranno mesi, sarà magari tutta la legislatura, c'è un altro anno e mezzo, ma è indiscutibile che siamo al tramonto di un'era, purtroppo con dei danni enormi per il Paese. E ricostruire l'Italia dopo questo ventennio, io vorrei chiamarlo di berlusconismo e leghismo, e più passa il tempo più si capisce che sono due facce della stessa medaglia. Hanno coperto un po' con un gioco delle parti, un po' anche con via via una condivisione di disvalori comuni, ma insomma sono stati due modi diversi di incarnare una destra italiana che è totalmente diversa dalle destre europee. Le destre europee le vediamo, viene da sorridere a pensare che sono la Merkel, è stato Aznar, Cameron, Sarkozy, cioè sono persone comunque che occupano delle posizioni moderate, conservatrici, ma che rispettano le regole, che condividono con gli avversari politici comunque il rispetto dei valori fondativi del loro paese. Da noi è stato preso, girato, rovesciato tutto, facendo un danno che ci vorrà molto tempo a ricostruire, però davvero si percepisce che sono la fine. Se mettiamo insieme nell'ultima settimana le parole di tutti i movimenti cattolici, le parole di Confindustria, ieri le parole dei giovani di Confindustria, è chiaro che insomma c'è, a parte il nostro tradizionale campo, insomma c'è davvero una consapevolezza generale che bisognerebbe voltare pagina. Ora, noi in Parlamento ce la metteremo tutta, in una situazione complicata, perché diciamo la competizione tra noi e Berlusconi sui parlamentari indecisi è un po' ad armi impari, ecco. Diciamo che ha un po' più argomenti di convinzione Berlusconi, però anche in questo caso vedete che quando non c'è un voto di fiducia attraverso cui passa la sopravvivenza del governo, vengono battuti quasi settimanalmente. Noi insisteremo su questo, c'è bisogno anche di una mobilitazione pacifica, civile, molto ferma nel Paese. Per questo anche la manifestazione del 5 novembre sarà importante, cioè, potrà essere un'altra accelerazione, però insomma, unendo le forze noi dobbiamo avere la consapevolezza che siamo nel tratto finale. Non sarà indolore, non sarà breve, non sarà facile, forse non sarà nemmeno breve, perché dopo aver anche battuto Berlusconi non è che scompare di colpo il berlusconismo, magari anche se lui non si candidasse o perdesse le elezioni, non è che di colpo la destra italiana diventa una destra di galantuomini e di signori. Resteranno le scorie per un bel po' di tempo, quindi ci aspetta prima di portare avanti questa fase finale, secondo di cominciare a ricostruire il Paese, non sbagliando le alleanze, mettendo in campo persone
in particolare nel PD, che abbiano, insomma, facciano recuperare alla politica credibilità, fiducia, perché quello che si respira in questa fase complicata di difficoltà economiche, di tensioni sociali, e anche poca fiducia nella politica in generale. E quindi c'è un terreno molto difficile, ma insomma le sfide più entusiasmanti sono anche quelle più difficili, quindi noi ce la metteremo tutta. Per fare queste cose, concludo, non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Ne abbiamo fatti tanti nel nostro campo, ma anche prima del PD, nei partiti di prima, nel DS, nella Margherita, nell'Ulivo, nell'Unione. Insomma, c'è sempre stata una certa propensione troppa alla litigiosità interna, ai protagonismi, all'indebolimento dei leader di turno, tutte ferite che sono ancora aperte sulla pelle dei nostri elettori. E io penso che quello che noi dobbiamo fare adesso è davvero, con i pericoli che ci sono per il Paese, le difficoltà che ci sono per gli italiani, l'opportunità di chiudere definitivamente la stagione di Berlusconi e della Lega, e non dobbiamo regalare agli avversari le nostre divisioni o le nostre... Assolutamente, dobbiamo dimostrare un partito unito che lavora come una squadra e in cui ognuno mette a disposizione i propri talenti, la propria capacità, sapendo che ci aspetta un lavoro difficile, ma se riusciremo in questo lavoro forse potremo fare quello che diciamo è il dovere morale prima che politico della nostra generazione, e cioè restituire alle generazioni che vengono dopo di noi quel patrimonio di conquiste di sociali, economiche, che i nostri genitori, quelli che sono venuti prima di noi, hanno conquistato per noi a prezzo della fatica, del sudore, anche del sangue. Il nostro dovere è salvarle, recuperarle dopo questo lungo ventennio e riconsegnarle intatte ai nostri figli. Questo è un impegno morale, prima ancora che politico, per tutti noi. Grazie. Grazie a voi.